Mi presento, sono Marcella Corò e faccio parte dei comitati riuniti Rifiuti Zero. In particolare sono dentro al comitato di Mogliano contro gli inceneritori, i due inceneritori di Silea e di Bonisiolo, di Mogliano Veneto. Qui ci troviamo proprio al casello di Preganziol, dove è stato costruito, dove passa il passante, l'autostrada Dolo Quarto d'Altino. Prima era Mira Quarto d'Altino, Dolo Quarto d'Altino e qui vediamo come è cambiato il territorio. Ecco, io diciamo questa candidatura alle regionali del 2010 l'ho accettata, nel senso che mi è stato offerto da parte della Federazione della Sinistra di candidarmi in quanto rappresentativa del mondo dei comitati e l'ho accettata, se non altro per riconoscenza per quello che questa federazione di sinistra fatta da Rifondazione e da Comunisti Italiani ha fatto fino a poco tempo fa e ancora per il discorso del passante, soprattutto delle mitigazioni, e per quello che attualmente sta facendo e ha fatto contro i due inceneritori di Silea e di Bonisiolo. Quindi un atto di riconoscenza, ma anche un atto di consapevolezza del fatto che se non si è dentro le istituzioni non si può incidere sulle scelte politiche che poi cambiano la nostra vita. Io non spero assolutamente di riuscire a entrare in regione, però spero che una parte dei voti che potrò raccogliere diano forza a queste forze politiche per restare dentro la regione e fare un'opposizione accanita, un'opposizione dura su queste problematiche. E i problemi non mancano, ripeto, se noi prendiamo i due grossi eventi legati tra di loro che hanno segnato la trasformazione del nostro territorio qui a Mogliano e non solo, sono proprio il passaggio del passante, che a Mogliano incide come tratto molto più che negli altri comuni, c'è una grossa percentuale del tratto, dei chilometri del passante, li ha proprio Mogliano e Martellago, diciamo, soprattutto, i due comuni più interessati. E i due inceneritori che sono poi l'aborto, diciamo, o il frutto, il prodotto del passante, perché sappiamo che questa autostrada non è stata tanto costruita per risolvere il nodo della tangenziale di Mestre, che nel giro di alcuni anni si riempirà un'altra volta, ma soprattutto per permettere di costruire e di urbanizzare anche tutti i territori finora agricoli a ridosso del passante. Abbiamo già la documentazione, abbiamo già le testimonianze, ci sono progetti, ci sono cose già realizzate, ma progetti tipo gli inceneritori, tipo Veneto City dalle parti del Miranese, tipo il quadrante di Tessera, per esempio, verso Mestre, e tutte poi altre, la città della moda verso Dollo, altre urbanizzazioni già realizzate nell'area di Martellago Spinea, stanno a testimoniare che quest'opera è stata fatta proprio per costruirci a ridosso. Se poi noi prendiamo il discorso del piano territoriale regionale, il PTRC, il piano territoriale di coordinamento regionale, vediamo che non è riuscito a passare con la finanziaria, ma che verrà riproposto con il nuovo governo regionale. Vediamo che appunto a ridosso dei caselli, tipo questo qui di Preganziol, per 2 chilometri tutto attorno, la regione si è riservata il diritto di usare il territorio per dei progetti speciali. Allora, come comitati abbiamo fatto delle osservazioni e abbiamo chiesto che l'unico progetto speciale strategico a ridosso dei caselli sia quello di rinaturalizzare, di piantumare alberi, di mettere le barriere adeguate, mettere fasce alberate, cioè un progetto strategico efficace per tutelare, diciamo, i residenti dall'impatto che quest'opera crea. Ecco, quindi questa candidatura spero comunque è un impegnarsi, è una cosa inevitabile. Quando si è dentro un comitato non ci si può più tirare indietro, perché le cose che si aprono, i fronti che si aprono diventano innumerevoli. Mano a mano che si prende consapevolezza di tutto quello che sta succedendo, delle trasformazioni enormi che incidono nel nostro territorio, non ci si può tirare indietro.
E quindi è una cosa naturale, si può dire, cercare poi di arrivare là dove si decide. Però bisogna dare forza a chi fa opposizione, bisogna dare forza a questi partiti. Diciamo che all'interno dell'opposizione, anche tra i comitati, posso ricordarlo, c'è Andrea Zannoni, c'è mio fratello con l'Italia dei Valori, c'è Stefano Dall'Agata con Sinistra, Ecologia e Libertà. Adesso non vorrei farmi sfuggire qualcuno, insomma, anche Michele Boato che si batte per esempio per le comunali, cioè chi lotta dentro ai comitati può essere che poi si impegni anche istituzionalmente in occasione delle elezioni per poter incidere proprio dal di dentro. Io penso che sia una cosa naturale e molto impegnativa e bisognerebbe dare merito a chi ha il coraggio di impegnarsi, non criticarlo o pensare che ci siano altri fini. Ecco, questo vorrei soprattutto chiarire. Secondo, passate le elezioni che ormai domani vero si vota, quindi c'è molto e molto da fare. Direi che il lavoro comincia proprio dopo le elezioni. Verificheremo quali sono i nostri governanti, vedremo a Mestre chi salirà alla gestione del comune, vedremo in regione soprattutto chi diventerà giunta regionale. I lavori da fare sono tantissimi. Bisogna seguire il discorso del piano per i rifiuti speciali che è stato appena abbozzato e su cui noi avevamo tentato, adesso in questa fase preelettorale, noi comitati avevamo tentato di impegnare i candidati o governatori o consiglieri su 4 punti fondamentali, che sono primo quello di attuare politiche di riduzione dei rifiuti, riuso, recupero, riciclo, verso il riciclo totale. Quindi queste politiche che sono poi dettate anche dalla Comunità Europea e dalle leggi nazionali che recepiscono le direttive europee. Poi il discorso di estendere il porta a porta, perché non si può parlare di inceneritori né per rifiuti urbani né per rifiuti speciali se prima non si fa bene una raccolta differenziata e un recupero di quello che viene prodotto. Non ci si deve permettere neanche di pensare all'incenerimento se prima non si praticano queste alternative che sono sacrosante. Evitare di produrre l'usa e getta, evitare di produrre imballaggi inutili, quindi recupero e riutilizzo verso la riduzione dei rifiuti, questo è il primo obiettivo. Quindi queste sono le politiche. Poi appunto incentivare chi fa bene tutte queste pratiche e penalizzare invece quelle industrie e quei cittadini che producono, quegli imprenditori, quei commercianti, insomma comunque anche gli enti istituzionali, uffici, comuni, qualsiasi diciamo figura, no, che non persegua queste finalità deve essere penalizzato, mentre deve essere incentivato chi lavora su questa strada alternativa, chi come si può dire, si impegna su questa strada alternativa. Deve essere impegno di tutti, dei cittadini, degli imprenditori e delle istituzioni. Le istituzioni anzi direi che dovrebbero dare per prime l'esempio. Allora, questo era il terzo punto. Quarto punto era proprio di abolire la pratica dell'incenerimento sia come forma di smaltimento dei rifiuti e sia come forma di recupero energetico, evitando quindi di ampliare gli impianti che già ci sono e di costruirne di nuovi. Temporaneamente, è ovvio che dall'oggi al domani non si possono chiudere gli inceneritori, temporaneamente usare quelli che ci sono, facendo in maniera che vengano garantite tutte i sistemi migliori per il filtraggio dei fumi, per il recupero delle ceneri che sono altamente tossiche, ma via via programmare in un arco di tempo il più breve possibile, programmare la loro chiusura e imboccare l'altra strada.